quello che non si può pensare è che un cittadino del Lido debba, per cure o attività o esami o tutto quello che riguarda un po' la quotidianità dell'essere sociale e sanitario, debba non avere al Lido un presidio importante. Associazioni, collettivi e movimenti civici e politici veneziani si sono dati appuntamento alle 11 di domenica a Santa Maria Elisabetta, in quello che hanno definito un presidio di protesta e di proposta per dire no all'abbattimento del monoblocco e dei padiglioni dell'ex ospedale al mare e a quella che ritengono essere una riduzione ed un peggioramento della qualità del servizio sanitario al Lido. E c'è proprio una isola ma anche una città che ha bisogno di un servizio sanitario adeguato, e quindi insomma la soluzione di un albergo al posto di un ospedale è proprio la soluzione di chi vuole curare col veleno piuttosto che con le medicine, sostanzialmente. Su una cosa il consigliere di tutta la città insieme Martini riconosce un'assoluta coerenza all'amministrazione comunale di Luigi Brugnaro, l'attuazione di una politica amministrativa che l'ex presidente della municipalità di Venezia Murano e Burano sintetizza nell'acronimo SPA. Che non è la SPA, la SPA dell'albergo, la SPA, ma è questo acronimo che potrebbe anche voler dire supermercati, parcheggi e alberghi, che sono le tre soluzioni che questa amministrazione trova dappertutto, per soprattutto purtroppo dare molto spazio al privato e poco al pubblico.